Eccoci qua, allora, Biodiversiton 2021 continua, comincia la seconda ora, la seconda tappa l'abbiamo chiamata di questa maratona della biodiversità che Regione Veneto, Veneto Agricoltura e anche altri enti, il Ministero vi propongono quest'oggi un po' per cercare di approfondire, capire, celebrare, ecco, il mondo rurale, le attività agricole sono molto importanti. Passo la parola davvero a Giorgio Trentin che è il conduttore di questa ora, io mi metto qua in fianco, sono sempre a disposizione. Vai Giorgio. Grazie Mimmo, sì, in questa ora noi conosceremo i protagonisti, tra virgolette, istituzionali che sono impegnati appunto nella biodiversità. Queste istituzioni sono istituzioni pubbliche. Ne incontreremo partendo diciamo da quelle di livello nazionale, quindi il Ministero, e poi via via arriveremo fino alla nostra realtà, perché appunto abbiamo sul nostro territorio regionale abbiamo diverse istituzioni che operano per la biodiversità. Le nomino solo, però poi li vedremo nel dettaglio. Avremo il CREA, il Consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria, con 3 centri che si interessano di biodiversità, che lavorano qui in Veneto, e poi avremo le scuole degli istituti tecnici agrari che operano all'interno della biodiversità in un progetto, il progetto in particolare il progetto Bionet, appunto finanziato con i fondi dello sviluppo rurale. Avremo l'Università di Padova, avremo l'Istituto Zooprofilattico, l'università perché è stata anche citata prima, c'è bisogno appunto di ricerca e innovazione. Biodiversità non è solo tradizione e conservazione, ma è anche innovazione. E quindi adesso io direi di riprendere un po' il discorso che abbiamo interrotto con Vincenzo Montalbano, collega del Ministero, perché vorremmo sentire dalle sue parole il ruolo del Ministero nell'ambito internazionale. La biodiversità non è solo importante per la conservazione, la tutela e lo sviluppo comunque anche dei territori a livello nazionale, è importante e viene svolta anche a livello internazionale, tant'è che ci sono dei veri e propri trattati tra nazioni che vengono siglati quindi e recepiti da ogni singolo Stato che vuole aderire a questi trattati. E adesso noi sentiamo da Vincenzo Montalbano appunto il ruolo, e in particolare verrà citato un trattato della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Andiamo con l'intervista fatta a Vincenzo Montalbano. Beh, come sappiamo, dopo la Convenzione sulla biodiversità biologica sono nati una serie di provvedimenti a livello internazionale. Quando si parla di diversità biologica non possiamo non pensare al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Trattato che è nato a seguito di tutto ciò che è avvenuto nel corso del tempo, cioè di erosione di queste risorse, che sono risorse importantissime, perché noi ci occupiamo della parte che dà praticamente cibo all'intera umanità e non solo. Noi dobbiamo pensare che nel corso del tempo l'uomo ha avuto a disposizione tantissime specie di interesse alimentare, molte si sono estinte e molte sono a serio rischio di erosione e di estinzione. Così, a seguito di queste esigenze, per cui se ci pensiamo bene, solo 4 risorse, che sono il riso, il grano, il mais e la patata, rappresentano praticamente la maggior parte delle risorse che utilizziamo nella nostra alimentazione. Tante altre non le utilizziamo o le utilizziamo pochissimo. A seguito quindi di questa erosione e quindi una possibile estinzione, giustamente a livello internazionale si è pensato bene di tutelare e valorizzare queste risorse. Nel 2004 l'Italia, con legge 6 aprile numero 101, ha ratificato il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche, che ha tutta una serie di obiettivi. C'ha un sistema di salvaguardia, un sistema di scambio garantito, riconosce il diritto degli agricoltori, quindi uno strumento abbastanza moderno, perché pur riconoscendo in un certo senso l'origine di questi materiali,
consente lo scambio libero dei materiali attraverso un protocollo codificato, standardizzato a livello internazionale. Nessuno può brevettare le risorse che sono iscritte e liberamente scambiate. D'altra parte, se ci pensiamo bene, andare a pensare a fare determinati brevetti su determinate risorse non avrebbe neanche senso. Stanno intervenendo nuovi strumenti legislativi, in realtà sono già stati recepiti a livello europeo, penso al Trattato di Nagoya, ma quando noi parliamo di alimentazione e agricoltura sicuramente stiamo parlando di qualcosa che non può essere sottoposto a determinati interessi. Sicuramente se un prodotto è derivato da queste risorse deve contribuire a quelli che sono i diritti degli agricoltori e quantomeno il sostegno dell'intera umanità. Quindi il trattato è uno degli strumenti per cui il Ministero si è impegnato e si impegna costantemente a sostenere a livello internazionale. Questo lo fa, lo dico, grazie alle regioni, perché la stessa legge 101 attribuisce il compito alle regioni e alle province autonome di dare attuazione al trattato, perché come ho già detto l'agricoltura è materia residuale delle regioni e quindi il Ministero che ovviamente a livello internazionale si interfaccia con le altre istituzioni, raccoglie tutte le informazioni su quello che è stato fatto e su quello che si sta facendo su queste risorse e contemporaneamente suggerisce anche quelle che possono essere prospettive o quantomeno cerca di facilitare lo scambio attraverso i sistemi riconosciuti dallo stesso trattato. Poi il Ministero opera ovviamente anche a livello comunitario. Sappiamo benissimo che la nuova programmazione interessa tanti aspetti che riguardano l'agricoltura e soprattutto l'agrobiodiversità. La ringrazio ancora del suo intervento in questa giornata della biodiversità e grazie che è stata realizzata anche grazie appunto ai fondi del Ministero. Grazie a voi, buon lavoro, mi permetta di augurare un grande in bocca al lupo a tutti gli agricoltori e allevatori che si impegnano per conservare e mantenere queste risorse. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. And I think the seed vote symbolizes exactly what the treaty is all about, the international cooperation, the essence, the need to save, to share, and to preserve the crop genetic resources that we have, that forms the basis of our food security. Ecco, grazie ancora a Vincenzo Montalbano, abbiamo visto l'importanza anche a livello internazionale, abbiamo visto in queste ultime immagini anche dove vengono conservati tutti i semi che vengono coltivati sul nostro pianeta e
Stiamo preparando una cassettina, avete visto, in queste cassettine vengono stivati tutti i semi della biodiversità e quindi stiamo preparando anche noi la nostra cassettina della biodiversità veneta da collocare presso questa banca del germoplasma che appunto ha sede nelle isole Svalbard. Bene, il Ministero è impegnato anche non solo dal punto di vista appunto della conservazione e del rispetto dei trattati, ma è impegnato anche nella naturale programmazione attraverso un progetto che viene finanziato appunto con fondi comunitari dello sviluppo rurale, e che è un intervento che dal punto di vista tecnico è il 10.2, che viene appunto gestito dal Ministero, che ha l'obiettivo di conservare e studiare la biodiversità zootecnica, quindi gli animali che vengono allevati. Abbiamo sentito a riguardo Massimo Benvenuti, appunto il nostro collega del Ministero che gestisce appunto questo progetto, e sentirei proprio la sua intervista. Sì, grazie, buongiorno, grazie per questa opportunità in questa giornata nazionale sulla biodiversità. È con piacere che cercherò sinteticamente di illustrare alcuni concetti su questa sottomisura. Si tratta di una sottomisura che studia le razze di interesse zootecnico, è una sottomisura di caratterizzazione, quindi di studio genetico su queste razze, e fin dal 2015, anno di attivazione, abbiamo predisposto già un primo avviso pubblico e in questi giorni è in valutazione anche un secondo. Si sta concludendo la procedura per il secondo avviso pubblico per quanto riguarda questa sottomisura. La sottomisura, avevamo fissato dei risultati attesi su questo specifico tema, e questi risultati attesi ci hanno portato a un maggior grado di conoscenza su queste razze. Abbiamo numerose razze zootecniche, bovine, ovine e anche a livello di razze avicole. La maggior parte delle attività sono state rivolte alle schede di caratterizzazione per le razze a limitata diffusione, quindi sono stati effettuati degli studi di caratterizzazione anche a livello genetico, ma non solo sulle razze a limitata diffusione, anche sulle razze a una diffusione maggiore, le razze che più si conoscono. Tutto questo ha portato un maggior grado di conoscenze specifiche nei confronti delle razze e a favore degli allevatori, che sono i principali interlocutori dell'attività, e queste conoscenze specifiche hanno portato alla messa a disposizione di nuovi servizi. Sono stati messi a punto dei nuovi indici genetici molto importanti per quanto riguarda il benessere animale, per quanto riguarda la riduzione dell'impatto ambientale e il miglioramento dell'efficienza riproduttiva. Questi indici genetici sono stati riepilogati e anche pubblicati sul nostro sito istituzionale del Ministero delle Politiche Agricole e vengono messi a disposizione e proposti agli allevatori per le loro attività. Molto importante anche l'attività di raccolta di germoplasma, la raccolta appunto di materiale seminale, di embrioni, lo studio sul DNA, proprio specificatamente anche su razze che hanno una limitata diffusione, che però hanno un'importanza enorme per quanto riguarda le tipicità e le produzioni di formaggi, ad esempio, molto apprezzate e molto legate al territorio. E tutto ciò ci ha portato al coinvolgimento nel primo avviso pubblico del 50% delle razze che erano appunto presenti e disponibili sul territorio italiano, e ha portato anche allo studio di caratterizzazione genetica di circa 130 razze, e in questo secondo avviso pubblico noi ci aspettiamo di superare queste soglie, di ampliarle e di andare anche oltre. L'Italia è il paese europeo più ricco di biodiversità. È un grande patrimonio che la sottomisura 10.2 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale tutela salvaguardando, valorizzando, caratterizzando e migliorando geneticamente la biodiversità animale di interesse zootecnico. Informati su www.psrn.it. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale. Seminiamo il futuro delle zone rurali. Quando si parla di biodiversità animale di interesse zootecnico si pensa sempre alle specie zootecniche, quindi bovina, suina, ovicaprina, equina, ma in realtà
il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali si occupa anche di api. E quindi anche in questo caso si può parlare di razze, e qual è il ruolo specifico del Ministero in questo ambito? L'amministrazione si occupa anche del settore apistico già da diversi anni, e in particolare vorrei evidenziare l'iniziativa che riguarda l'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane. Questo albo è stato voluto dall'amministrazione, attualmente gestito dal CREA AA, Agricoltura Ambiente, e riguarda, diciamo, i due ecotipi autoctoni italiani, la razza ligustica, Apis mellifera ligustica, e l'Apis mellifera siciliana. Caratterizzano il panorama delle api italiane perché sono delle razze autoctone che si sono appunto selezionate sul territorio italiano, in particolare appunto considerando la barriera delle Alpi, che ha fatto appunto da barriera nei confronti delle altre popolazioni di mellifera sparse sul territorio europeo. Questa razza e queste due razze diciamo autoctone sono caratterizzate appunto da un'elevata docilità, una buona produzione di miele, anche un comportamento igienico soddisfacente, e vengono appunto allevate in purezza da circa 40 iscritti all'Albo Nazionale. Qui è possibile vedere una piccola slide che testimonia, diciamo, la dislocazione di questi apicoltori. È un'attività particolarmente interessante perché consente, oltre alla verifica della rispondenza delle caratteristiche morfometriche dell'ape, anche la possibilità di ottenere una certificazione da utilizzare nell'ambito di vari strumenti del PSRN, quindi della PAC, ed è possibile ottenere dei dati sulla valutazione delle regine secondo la metodica BLAP. Grazie mille dottor Benvenuti, ci ha dato delle informazioni molto interessanti, molto curiose. Sicuramente ci sarà modo anche per gli interessati di visitare il vostro sito, sia per raccogliere informazioni in merito alla sottomisura 10.2 e anche per quanto riguarda questa attività che riguarda il settore apistico. La ringrazio ancora. Grazie a voi dell'opportunità, buona giornata nazionale della biodiversità. Che belli questi collegamenti con il Ministero. Ovviamente avete visto, Giorgio Trentino non può essere qua e là contemporaneamente, è stata registrata, però ringraziamo veramente il Ministero per la disponibilità, e anche dopo, come vi abbiamo detto, approfondiremo meglio, no, le questioni sulle api. Oggi è anche la giornata internazionale delle api. Ci mancava prima un collegamento con le scuole, e allora chiediamo se è pronto l'Istituto Munarati di Sant'Apollinare in provincia di Rovigo. Dovrebbe esserci il professor Andrea Davì. Se ci siete, battete un colpo, si dice. Buongiorno, dottor Vita, buongiorno. Eccoci qua, grazie professore, benvenuti a tutti ragazzi. Fatevi vivi, forte, voglio sentire un saluto, un ciao, qualcosa. Buongiorno. Grazie. Questa cos'è, la classe terza? La classe è la prima B. La prima B, ecco. 4 borsisti che si occupano di caratterizzazione delle orticole. E adesso lascio la parola a Federico. Federico, prego. Sì, buongiorno, sono Federico, uno studente di classe quarta di gestione ambiente e territorio della scuola Ito Munarati, e oggi rappresento appunto il gruppo che ha preso parte al progetto Bionet. Noi della scuola ci siamo presi l'incarico appunto di coltivare principalmente piante orticole come cipolle, piselli e pomodori, ma abbiamo anche fatto il mais nostrano dell'isola, e appunto cerchiamo di mantenere queste varietà il più possibile nel nostro orto. Bene, allora grazie, complimenti, bel lavoro. Grazie anche per la vostra passione che ci mettete per fare queste cose qui, grazie al professor Davì. E allora noi torniamo invece qui in studio, perché diamo la parola ovviamente a Giorgio Trentin, ma abbiamo, mi pare, tu devi introdurre una persona importante. Importantissima. Prego Riccardo, ci raggiunge Riccardo Velasco, il direttore
centro di viticoltura di Conegliano, è un centro appunto del CREA, il Consiglio Nazionale per la ricerca agraria e l'analisi dell'economia agraria, ha sede a Conegliano, si interessa di viticoltura, ma ci dirà lui direttamente di cosa tratta appunto il centro e qual è l'importanza del ruolo di questo centro, oltre che per il nostro territorio, anche a livello nazionale, proprio in questo ambito, e in cosa consiste l'attività svolta dal centro a favore della biodiversità. Intanto buongiorno, grazie dell'invito, è stato un piacere per noi essere ovviamente parte di questa maratona. Il nostro centro, come centro appunto di ricerca in agricoltura e analisi dell'economia agraria, e noi siamo il centro di viticoltura ed enologia, sono centri che sono nati nel 2017 dalla fusione di numerosi centri che si occupavano appunto di vite, vino e uva da tavola. Di fatto noi abbiamo 6 sedi, la sede amministrativa è a Conegliano, qui in Veneto, ed è chiaramente la sede più grande, dove ha sede anche la collezione nazionale del registro nazionale appunto della vite coltivata, quindi tutte le viti, sono circa 580, qualcosa di più, dei vitigni autorizzati alla coltivazione nazionale. Poi abbiamo ovviamente anche la collezione di Conegliano che è insieme a Turi, Arezzo e Velletri, le 4 altre sedi dove abbiamo delle collezioni, quindi abbiamo la collezione più grande di viticoltura che c'è in Italia tra vite da vino e uva da tavola e ovviamente appunto abbiamo un numero di accessioni che supera le 3.000 e 3.000 accessioni che sono appunto seconde soltanto in Europa alla collezione del Domaine de Vassal in Francia. Per quanto riguarda, se posso continuare, la biodiversità, ovviamente ci sarà il progetto Bionet che è coordinato qui da Veneto Agricoltura dal dottor Giannini, parlerà più tardi dalle 11 in poi, credo, dalle 10 in poi il dottor Gardiman, che è il ricercatore del CREA coinvolto nel progetto Bionet, che recupera vitigni autoctoni antichi, vitigni che si coltivavano qui in Veneto e non solo, per poter recuperare appunto questa biodiversità che altrimenti andrebbe perduta. Chiaramente non vogliamo fare i naif e presumere che quello che è stato abbandonato sia di un fulgido e immenso futuro, è però un deposito di preziosa biodiversità viticola che soprattutto in momenti come questo di cambiamenti climatici, di una viticoltura alternativa di resilienza intrinseca della pianta, per esempio ai patogeni, piante più robuste, piante che possono tollerare meglio carenza idrica, freddo o altri aspetti appunto delle avversità climatiche piuttosto che biotiche, che sono presenti in questi vitigni antichi perché proprio più robusti. Allora oggi sono un attimino più fragili perché utilizzano molto l'aiuto dell'uomo, ma che può anche ovviamente avere un effetto non sempre positivo sull'ambiente, per usare un eufemismo, e chiaramente avere la disponibilità di vitigni antichi nelle collezioni consente a noi che ci occupiamo anche di miglioramento genetico. Io personalmente sono un genetista, mi sono occupato di genetica della vite negli ultimi 30 anni, e avere la disponibilità di un quantitativo di materiale biodiverso così importante anche numericamente è fondamentale. Molti si avvicinano alla parola genetica con molto timore pensando che il genetista sia interessato a una monocultura, a una uniformità tutto uguale. Assolutamente no. Per quanto riguarda noi genetisti, avere una ricchezza di biodiversità è fondamentale per poter avere il materiale necessario per fare nuove varietà per il futuro, aumentare questa biodiversità e quindi incrementare ancora di più le collezioni, arricchendo le collezioni di materiale che è depositario proprio di queste resistenze a avversità biotiche e abiotiche che altrimenti andrebbero perdute e non più ricostituibili, perché quello che è perduto purtroppo in natura purtroppo è perduto per sempre. Per cui questa attività importantissima di recupero di materiale e di creazione di nuova biodiversità è assolutamente fondamentale.
quindi questa conservazione, questa tutela, questo recupero non solo a fine se stesso ma anche in prospettiva dell'utilizzazione futura. Il rapporto quindi con il settore della vitivinicoltura, in particolare penso che il centro, sappiamo che il centro ha collaborazioni con appunto gli operatori del settore. C'è interesse particolare per questo tipo di studi e di questa allora, volendo parlare appunto di recupero di materiale antico e di magari coltivazione in zone dove questo materiale aveva la sua maggiore fortuna, anche per diversificare il prodotto, quindi ci sono sicuramente dei produttori diciamo di nicchia in maniera un pochino impropria, nel senso che chiaramente sono comunque coraggiosi che provano qualcosa di nuovo proprio per non uniformarsi ai 4-5 vitigni internazionali che non necessariamente producono il meglio di sé come in Bordeaux anche in Veneto, per cui avere vitigni veneti recuperare vitigni veneti che hanno avuto fortuna in passato è fortemente importante. Poi la biodiversità in viticoltura non è soltanto nuovi vitigni e anche la selezione di nuovi cloni, quindi una biodiversità intrinseca all'interno delle singole varietà, ma è anche la biodiversità del territorio, la possibilità oggi come oggi di una nuova viticoltura che sia meno impattante, che sia meno traumatica diciamo nei confronti ambientali, proprio con minore ingresso in campo, con inerbimento del vigneto, quindi test all'interno del vigneto di inerbimenti diversi, anche per la pratica del sovescio, che aiuta ovviamente a arricchire di sostanza organica il terreno, quindi una biodiversità microbica, una biodiversità di mantenimento appunto di fertilità del terreno e un inerbimento con delle ovviamente piante di diverso tipo che possono essere graminacee piuttosto che leguminose o misti, quindi nei test che facciamo anche a livello di sperimentazione, sia con l'aiuto della Regione Veneto ma anche con programmi nazionali e internazionali, la possibilità di gestire il vigneto in maniera, diciamo così, meno impattante, anzi arricchente la biodiversità del territorio, quindi favorendo ovviamente gli insetti pronubi, quindi la possibilità di avere una perfetta impollinazione e ovviamente una ricchezza microbica del terreno che non ha pari rispetto a un terreno continuamente lavorato, depauperato magari della ricchezza organica e di perdita d'acqua ovviamente favorita dalla lavorazione continua. Quindi un inerbimento del filare e dell'interfila soprattutto è chiaramente una prospettiva di lungo termine che aiuterà sicuramente anche la biodiversità. Grazie, allora ringraziamo Riccardo Velasco, direttore appunto del Creavit di Conegliano. Grazie. Salve. Il microfono resta a me. E è importante anche ricordare che in Regione Veneto c'è un lavoro di squadra, anche il Creavit di Conegliano non lavora da solo, lavora insieme all'università che ha una sede anche lì a Conegliano, lavora insieme all'Istituto Cerletti che è un istituto tecnico agrario appunto che ha sede a Conegliano e quindi c'è un vero e proprio lavoro di squadra. E passiamo adesso a un'altra particolarità, abbiamo prima parlato di api come specie zootecnica, adesso parliamo di una specie che normalmente non consideriamo una specie zootecnica ma che ha avuto e sta cercando di riprendersi anche un ruolo non solo qui in Veneto ma anche a livello nazionale e quindi ci colleghiamo con la dottoressa Silvia Capellozza, l'abbiamo sentita, che ci parlerà, che è la responsabile praticamente del laboratorio di Gessi per l'agricoltura, sempre del CREA, che ha sede a Padova e abbiamo chiesto a lei di presentarci questa attività che è un'attività un po' particolare. Avremo anche poi delle immagini. Andiamo con l'intervista a Silvia Capellozza. Allora, buongiorno, intanto il nostro laboratorio di Padova del Centro di Agricoltura e Ambiente è una banca di germoplasma, di bacco da seta e di gelso. Questo vuol dire che conserva le razze del bacco da seta, più di 200 razze, e più di 60 cultivar, cioè varietà coltivate di gelso. Perché c'è bisogno di conservarle in un ambiente particolare? Perché il bacco da seta non vive
vive più in natura, essendo stato domesticato circa 8.000 anni fa dall'uomo. Per questo motivo ha perso alcune caratteristiche che aveva allo stato selvatico, ad esempio la larva non si mimetizza più col tronco del gelso, quindi non è più in grado di nascondersi ai predatori, la farfalla non vola più, quindi non è in grado di muoversi in natura, e diciamo che ha perso anche la capacità di stare aderente al ramo e quindi cade quando diventa pesante. In compenso l'uomo ha selezionato delle caratteristiche interessanti del bozzolo, come la ricchezza in seta, il fatto che il filo di seta sia molto sottile, il colore e la forma del bozzolo, e quindi queste caratteristiche rendono queste razze preziose e meritevoli di essere conservate. Allo stesso modo il gelso è stato selezionato dall'uomo per alcune caratteristiche, come ad esempio il tenore di proteina nella foglia, oppure nelle varietà ornamentali il portamento dell'albero, oppure anche le caratteristiche della mora, che è particolarmente gustosa in alcune varietà e appetibile, anche di una certa grossezza. Per questo motivo diciamo che questo patrimonio è importante conservarlo e tramandarlo ai posteri, ma non solo come testimonianza di quello che è stato il nostro passato, ma anche per il nostro futuro. Benissimo, grazie. E comunque nessuna conservazione ha un senso se poi non è collegato a un'opportunità di valorizzazione. Quindi in questo caso il vostro ente, per attualizzare l'allevamento del bacco da seta e la coltivazione del gelso, cosa fa? Sì, noi siamo completamente d'accordo con lei su questo punto, per cui da sempre abbiamo unito alla conservazione anche la ricerca, in particolare la ricerca sugli utilizzi innovativi della proteina della seta e dei principi attivi contenuti nelle foglie, nel ramo di gelso e nella mora, e per questo collaboriamo anche con gli agricoltori per dare assistenza tecnica e formazione, con le industrie per produrre prodotti innovativi, e siamo anche produttori di uova di bacco da seta che distribuiamo a varie realtà in Italia e in Europa. Il bacco da seta ha anche un'applicazione di tipo alimentare assieme alla mora. I sottoprodotti del gelso e dell'allevamento possono essere utilizzati per finalità energetiche e anche diciamo come biomassa per la fertilizzazione, e quindi la filiera del bacco e del gelso si presentano come una perfetta economia circolare, quindi particolarmente attuale e di grande sostenibilità ambientale. Molto interessante, molto attuale, sicuramente qualche immagine ci aiuterà anche a comprendere meglio proprio l'attività e questa particolare insetto che ci dà questa produzione così bellissima, la seta, no? Qualcosa di leggero, e quindi ci fa anche pensare e volare, diciamo, in una visione anche di futuro migliore rispetto alla situazione che stiamo vivendo oggi. Grazie dottoressa Capellozza, e vediamo sicuramente delle immagini del vostro centro. Grazie. Grazie a voi, noi stiamo trasmettendo dal nostro centro e speriamo che vi appassionate sempre più a questa attività e che ci aiutate a sostenere questa biodiversità importante. Grazie mille, grazie, arrivederci. Arrivederci.
Sì, grazie alla dottoressa Capellozza. Per chi fosse interessato può andare a vedere dal vivo queste cose anche presso Esapolis a Padova, presso appunto i fabbricati che la provincia di Padova ha messo a disposizione del centro. Adesso invece andiamo a Rovigo. A Rovigo c'è un centro sempre del CREA, fa parte praticamente del centro delle colture industriali e appunto parliamo con Nicola Pecchioni, che è responsabile appunto della sede di Rovigo, che segue in particolare la barbabietola da zucchero. Tradizionalmente il centro di Rovigo è proprio specializzato per la barbabietola da zucchero, ma non solo, dopo vedremo di cosa si tratta. Prego il video di Nicola Pecchioni. Buongiorno e grazie per l'invito. Sono importanti giornate come queste in cui si riflette sull'importanza della biodiversità. Quindi grazie per avermi invitato a parlare del centro e dell'obiettivo sulla biodiversità. Intanto chiarisco subito che noi ci occupiamo di biodiversità agraria, cioè ci occupiamo di biodiversità delle piante coltivate e di biodiversità dei selvatici, ma solo quelli che sono diretti parenti o progenitori delle piante coltivate. Quindi non abbiamo collezioni che vadano oltre questa sfera. Però è molto importante avere questo genere di collezioni perché dentro abbiamo diversità genetica, diversità di caratteri, di fenotipi, di come appaiono le piante, di caratteristiche che altrimenti, se non venissero conservate, andrebbero perdute. Abbiamo nelle nostre collezioni e vogliamo studiare le collezioni di piante coltivate, sia quelle che contengono, sia per quanto riguarda le sottocollezioni di piante più antiche, molto più antiche, oppure più recenti, a partire dalle cosiddette popolazioni locali, in inglese landrace, che quindi sono un pochino più eterogenee, fino alle varietà coltivate e fino alle varietà nuove, quelle che ogni anno vengono immesse sul mercato. Perché è importante che noi le studiamo e le cerchiamo di capire che cosa ci possono dare? Perché ci possono dare molto. Faccio degli esempi. Tutta questa diversità delle piante coltivate si è generata a partire dal Neolitico, a partire da quando l'uomo ha iniziato a domesticare le piante, a coltivarle, e nel tempo ha diversificato sostanzialmente all'interno di una specie le cosiddette varietà. Le ha diversificate semplicemente selezionando all'inizio e poi dopo facendo incroci e provando a produrre qualcosa di nuovo, o raccogliendo qualche mutazione, qualche spontanea variante che trovava nei campi. Ebbene, facendo questo percorso, l'uomo ha sicuramente migliorato la possibilità di cibo per tutti, però potrebbe aver lasciato indietro nel tempo, quindi aver lasciato indietro in questo percorso dei caratteri che potrebbero oggi essere utili, oppure ancora più utili in questo periodo di cambiamenti climatici. Per cui noi dobbiamo cercare, noi nel nostro centro stiamo cercando di appunto capire, di produrre dei passaporti molecolari, chiamiamoli, delle nostre varietà in collezione, ma anche delle popolazioni locali, delle vecchie varietà, anche delle landrace, per capire se all'interno di questo patrimonio di diversità ci sono dei caratteri che potrebbero portare a migliorare ancora questo tipo di situazioni. E quindi penso di aver risposto alla sua domanda, cioè questo è il grosso valore delle collezioni e questa è la necessità di poterle studiare per ampliare rompere questi cosiddetti, ormai un termine abbastanza desueto ma sempre efficace, colli di bottiglia, bottleneck, colli di bottiglia della diversità. Noi vogliamo ampliare questa possibilità di scelta dei caratteri favorevoli rispetto a quanto possano essersi ristretti. Quindi una conservazione non fine a se stessa, ma in prospettiva di un'utilizzazione. Il Centro di Cericoltura e Culture Industriali ha sedi distribuite un po' in tutta Italia.
una sede appunto è a Rovigo, questa sede è specializzata nella bieticoltura, ma appunto distribuite in tutta Italia ci sono queste collezioni di biodiversità. A Rovigo ce n'è una in particolare? Sì, ne abbiamo una che è ancora a Rovigo e che abbiamo ereditato dalla storica collezione dell'Istituto della Bieticoltura, che è quella della bietola e delle specie di beta che sono appunto dei beta maritima, per esempio, che sono delle specie selvatiche molto relativamente facili da incrociare con la barbabeta zucchero e che possono portare, come si è visto nella storia, resistenze a malattie che altrimenti dovrebbero essere, che devono essere ancora oggi controllate con l'uso di agrofarmaci. Quindi c'è questa collezione di bietola e poi abbiamo un'altra collezione che invece è stata creata in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni direi, che è quella delle canape. Abbiamo una collezione di canape industriali che vanta delle varietà e dei genotipi importanti per caratteri più diversi sostanzialmente, e possono essere conservate, anzi devono essere conservate da noi per gli obiettivi di cui parlavo prima. Grazie dottor Pecchioni, ci ha dato veramente delle informazioni importanti e anche penso abbia suscitato la curiosità di qualcuno che eventualmente potrà, penso, ricavare anche informazioni dal vostro sito. Se può ricordare magari l'indirizzo? Sì, è www.crea.gov.it, centri di ricerca, cerericoltura e colture industriali. Benissimo, grazie dottor Pecchioni ancora per essere stato con noi nella giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. A voi e vi auguro il miglior successo di questa bella giornata. Grazie. Riprendiamo la linea qui dagli studi di Veneto Agricoltura a Legnaro, in Agripolis, e probabilmente ringraziamo il dottor Pecchioni ma il CREA. Adesso però vi mettiamo subito online il professor Ezio Busetto, che verrà intervistato da Giorgio Trentin, che è qui con me. Il professor Ezio Busetto è il preside, il dirigente dell'istituto di Feltre, se non ricordo mai, istituto agrario di Feltre, e però è anche il coordinatore degli istituti agrari veneti, e quindi da questo punto di vista questa visione è molto importante. Prego Giorgio Trentin. Sì, professor Busetto, buongiorno, ben ritrovato. Abbiamo poi trovato anche i suoi colleghi precedentemente e a lei vorremmo chiedere, proprio avendo visto anche in diretta anche la voce, avete sentito la voce di uno studente, okay? L'importanza del ruolo delle scuole agrarie in questo ambito, nella conservazione della biodiversità. Abbiamo sentito nominare il progetto Bionet, ma soprattutto anche il ruolo di questa attività che viene svolta all'interno delle scuole per il curriculum scolastico, quindi il percorso curricolare dei vostri studenti. Sì, grazie dell'invito. Noi partecipiamo come Rete delle Scuole Agrarie con convinzione a questo progetto. Avete visto i nostri studenti, i nostri insegnanti che hanno dato il loro contributo. Noi abbiamo la convinzione che con questo progetto stiamo un po' cercando di salvaguardare qualche razza, qualche specie in via di estinzione. Nelle nostre aziende stiamo facendo quello che avete visto. Sottolineo l'importanza del fatto che lo stiamo facendo insieme fra scuole agrarie. Avete visto la diversità della nostra agraria veneta, e sottolineo che Bionet ha un'altra importante ricchezza, è l'insieme degli enti pubblici che lavorano per la salvaguardia della biodiversità. Qui non c'è il tempo per dire quanto è stato utile confrontarci con CREA piuttosto che con Veneto Agricoltura, piuttosto con l'università in un certo momento. Sottolineo fra l'altro che
questo progetto è da oltre 15 anni, prima aveva un altro nome, e questo rappresenta anche un fattore di continuità. Un altro delle grandi aspettative che abbiamo rispetto a questo progetto è quello che diceva il dottor Trentin. Noi speriamo anche di far acquisire ai nostri studenti una sensibilità rispetto a questa problematica. Questo progetto è l'ideale, ma anche all'interno dell'attività che si svolge a scuola quotidianamente. Il concetto della biodiversità, della sostenibilità è un concetto che cerchiamo di trasmettere ai futuri agricoltori, ai futuri tecnici, ai futuri protagonisti del sistema agricolo. Questa è una nostra aspettativa e siamo convinti che in parte ci stiamo riuscendo. Grazie professore. E c'è interesse anche da parte del privato, quindi delle imprese agricole, in questa attività che viene svolta dalle scuole? È certo che il nostro collegamento con il sistema produttivo è un fatto importante, perché, come è stato sottolineato in diversi interventi, la vera salvaguardia della biodiversità si ha con la valorizzazione anche economico-produttiva, insomma, perché quindi ci sono anche delle esperienze interessanti di collegamento col sistema produttivo, con le associazioni di produttori. Ne cito alcune legate ad esempio al settore ovicolo, ma anche il tema ad esempio nel nostro territorio specifico legato al mais sponcio. Ecco, questa è una delle prospettive che dobbiamo avere sempre presente quando stiamo ragionando in questa direzione. Grazie professore. Una parte dei vostri studenti, oltre ad affacciarsi e quindi a lavorare nelle imprese agricole, poi continuano andando all'università, e quindi adesso noi abbiamo con noi il professor Barcaccia dell'Università di Padova, genetista. Ci racconterà appunto il ruolo svolto dall'Università di Padova, tutta l'attività che essa svolge, e anche probabilmente in collegamento proprio curricolare con il vostro lavoro. Prego. Buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, è un piacere per me essere qui oggi e festeggiare, celebrare insieme a voi questa giornata dedicata alla diversità, alla biodiversità di specie agrarie di utilizzo e di interesse alimentare. Il mio interesse è in realtà duplice, no? Perché come Giorgio ben sa, oltre a rappresentare qua l'Università di Padova come direttore del Dipartimento che si occupa da sempre di piante, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente, sono anche un genetista agrario. E come tale da tanti anni mi occupo dello studio della biodiversità, in modo particolare di raccogliere, caratterizzare e conservare materiali di interesse agrario e alimentare, soprattutto di specie vegetali, anche se nel mio dipartimento ci sono diversi gruppi di ricerca che si occupano anche di biodiversità animale, microbica e quindi copriamo l'ambito nel suo complesso. Certamente per noi è importante raccogliere, conservare, ma anche utilizzare questi materiali, quindi per noi è molto importante valorizzare tutto ciò che raccogliamo. Ci interessiamo di conservazione cosiddetta ex situ, cioè nelle banche del germoplasma. Sono anche curatore di una banca di germoplasma veneto, nell'ambito della quale conserviamo in modo particolare varietà locali, antiche varietà locali di mais, fagiolo ad esempio, anche di radicchio. Poi abbiamo anche collezioni che vengono conservate presso l'azienda agraria sperimentale, in particolare di specie arboree, da frutto, ma anche di vite. E poi abbiamo anche collezioni, come posso chiamarle, in vitro, cioè conserviamo DNA. DNA, e abbiamo centinaia di campioni, ad esempio, provenienti da materiali locali, varietà locali, cultivar locali di olivo.
che abbiamo ampiamente caratterizzato in anni recenti. Riteniamo che la conservazione sia importante, che permetta di preservare la memoria storica dei territori. Intendo dire che permette di conservare le tradizioni culturali e quindi di tramandare assieme ai materiali tutto ciò che può essere ereditato dalle future generazioni. Questo è quello che svolgiamo. Un lavoro importante che voi svolgete, tra l'altro in collaborazione, penso anche in rete con altre università, altri centri di ricerca. Siete impegnati in molti progetti anche da questo punto di vista? Certamente abbiamo collaborazioni a livello regionale, ovvio, soprattutto per la raccolta e la caratterizzazione dei materiali. Abbiamo anche collaborazioni con altre università, altri centri di ricerca nazionali e siamo coinvolti in diversi progetti di ricerca internazionali. La biodiversità è molto importante perché costituisce la base della ricerca, soprattutto per un'agricoltura che sia orientata alla sostenibilità, non solo economica e sociale ma anche ambientale. Riteniamo che le varietà locali debbano essere conservate in primis come materiali che possono risultare utili allo stato attuale o potenziale per il miglioramento genetico. Benissimo, grazie al professor Barcaccia, direttore di DAFNAE, qui dell'Università di Padova. E quando ci sono le giornate aperte, ci saranno le giornate aperte, venite perché ci sarà veramente da sbizzarrirsi a vedere tutte queste cose. Grazie professore, Grazie, ci lasci il microfono, complimenti, grazie. Bravi quelli dell'Università di Padova, sono molto dinamici, poi voglio dire, noi dobbiamo anche farlo perché siamo ad Agripolis e siamo tutti insieme. A proposito di Agripolis, posso introdurla io? Prego. Ecco, allora prendo la parola, ma perché diciamo siamo veramente amici dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, noi abbiamo veramente il piacere di avere qui, e le lascio il microfono, il direttore, la direttrice, dottoressa Antonia Ricci dello Zooprofilattico. Fa delle cose importanti che adesso ascoltate perché sono veramente significative. Prego Giorgio. Buongiorno Antonia, grazie di essere intervenuta. Fare l'allevamento di queste razze minori non è sempre facile perché comunque ci sono sempre problemi dal punto di vista sanitario, quindi il vostro ruolo è un ruolo importante. Ci può spiegare appunto come intervenite, qual è il vostro ruolo all'interno di questa attività che comunque è di conservazione in situ? Ma a me faceva piacere anche magari dire due parole su cosa fa l'istituto, perché come direttore una cosa che mi sento dire spesso è: ma voi fate un sacco di cose e nessuno vi conosce, quindi perdonatemi ma io uso anche un attimo questi spazi per dire due parole su cosa fa l'istituto, anche perché la mia collega dottoressa Schiavon parlerà poi in qualche orario successivo nello specifico del progetto Bionet, che è appunto quello della tutela delle razze minori. L'Istituto Zooprofilattico entra perfettamente nel tema della biodiversità. Perché? Perché noi ci occupiamo di sostenere la filiera agroalimentare, agrozootecnica, ma veramente in tutto il suo insieme, quindi partendo dagli animali allevati e sicuramente anche per quanto riguarda le razze tipiche, ma la fauna selvatica, tutta la produzione degli alimenti, i mangimi, in un'ottica veramente quello che si dice di One Health, perché il nostro obiettivo finale è la tutela della salute pubblica. Ad esempio, parlando di sicurezza alimentare ed alimenti, noi abbiamo un progetto molto importante di sostegno alle piccole produzioni locali, no? E questo è veramente un tema che ha a che vedere con la biodiversità, perché mantenere le piccole produzioni locali, mantenere le produzioni tipiche vuol dire anche mantenere poi le persone che rimangono nelle zone magari più complesse, più disagiate, nelle zone rurali, nelle zone montane. E su questo noi abbiamo un progetto con la Regione Veneto e anche con l'ASL di Treviso che dura da molti anni, e adesso partecipano un po' tutte le ASL del Veneto. Parlando di biodiversità, secondo me non si può non parlare anche della biodiversità genetica, cioè ci sono gli organismi superiori, gli animali, le piante, le persone, no? Ma ci sono anche i microrganismi e i geni
che compongono questi microrganismi e questi organismi superiori. Allora un'attività che noi svolgiamo è proprio quello di studiare, si parla di microbiota, no? Quindi la comunità microbica nel suo insieme, che è un'attività che si fa ad esempio a tutela dei prodotti tipici per la loro caratterizzazione, questo rientra appunto nelle piccole produzioni locali, ma si fa anche nelle popolazioni di virus e di batteri e anche ad esempio nelle emergenze. Insomma, l'istituto è balzato alle cronache recentemente perché facciamo il sequenziamento del coronavirus, ma è un'attività che noi abbiamo sempre fatto per le epidemie virali e anche per i batteri, perché anche i microrganismi sono una popolazione biodiversa, certo. E andando a caratterizzarla nel suo dettaglio si può capire meglio come si comportano le popolazioni virali, se stanno cambiando, se non stanno cambiando, e quindi ovviamente trovare anche sistemi per combatterle meglio, ed è quello che in questo momento stiamo facendo per aiutare un po' la comunità scientifica a controllare e a gestire il coronavirus, proprio perché ogni virus non è un singolo virus ma è una popolazione e conoscere la diversità è estremamente utile. Ci occupiamo appunto delle razze tipiche con il progetto Bionet, ma avrete sicuramente occasione di parlarne nel corso di questa giornata, ovviamente dal punto di vista sanitario, ma il punto di vista sanitario è fondamentale per la tutela, certo. Perché un animale prima di tutto deve essere sano come un alimento, prima di tutto deve essere sicuro prima di qualsiasi altra attività. Ecco, questo insomma in poche parole, tante attività che fa l'istituto, ma insomma grazie davvero di questo spazio. Grazie dottoressa Ricci. Che mi avete dato. Ringraziamo noi anche perché guardate l'Istituto di Zoo Profilatico delle Venezie di Legnaro è un'eccellenza nazionale, poi loro sono come particolarmente vocati sugli avicoli, cioè ecco, quindi in particolare avete visto anche le immagini e le api anche. E le api, anche siamo giusto? centro di referenza per l'apicoltura, altro tema, no? Ne avremo mille di temi da affrontare. Quindi ci ha fatto piacere ospitare l'Istituto Zooprofilattico anche per farvi capire che poi Agripolis qui è una grande famiglia, ce ne sono tante di cose belle, quindi regione, università, zooprofilattico. Allora, però dobbiamo chiudere questa ora, sono le 10, no, tenga pure. Noi adesso qui, grazie a Giorgio Trentin che ha coordinato della Regione Veneto, che ha coordinato quest'ora, nostro ci fermiamo con un attimo, quindi ci stacchiamo anche da Facebook, poi fra un minuto ci riagganciamo per la terza tappa di Biodiversiton, la maratona della biodiversità. Ciao a tutti.